C'è un tesoro dimenticato che vale quanto una finanziaria. Si tratta dei beni confiscati alle mafie, un patrimonio che resta per lo più inutilizzato a causa della burocrazia e delle lacune legislative. L'Italia dei Valori presenta oggi una proposta di legge di iniziativa popolare per recuperarlo. Il servizio è di Susanna Lemma. Terreni agricoli, titoli bancari, imprese, beni strappati alla criminalità organizzata, all'illegalità. Un giro di affari che potrebbe arrivare, secondo le stime fatte dall'Italia dei Valori, ad 82 miliardi di euro, più di una manovra finanziaria. Immaginate già recuperare 10 miliardi. Se pensiamo che per non aumentare l'IVA lo Stato cercava 1 miliardo, per non aumentare l'IMU 1 miliardo e 6, con 10 miliardi puoi sicuramente intervenire seriamente, magari per favorire le famiglie, le fasce sociali più deboli, le piccole e medie imprese. Questa mattina verrà presentata dall'Italia dei Valori una proposta di legge di iniziativa popolare per la vendita dei beni confiscati alle mafie. Noi chiediamo innanzitutto di istituire un albo dei beni confiscati, almeno per sapere cosa abbiamo confiscato. La seconda cosa, quello di attribuire un termine per assegnarlo a città, quindi comuni, province, regioni o associazioni, cioè privilegiare sicuramente la funzione sociale di questi beni, ma nel momento in cui non li chiede nessuno, devono essere venduti. Con i proventi di questi beni bisogna investire su quello che sono gli interessi dei cittadini.